Sono in 8 al via l'1 Bimbo di 1000 Zanichelli, 2 Bliss del Circeo Davide Montanari, 3 Adrenaline Go Lucia Pasqualini, 5 Resolemato Michele Romano, 6 Turbine LP Matteo Zaccherini, 7 Boa San Bruno Arbore, 8 Zemambini Davide Magnani, 9 Blera Massimo Bressan. Favoriti Turbine LP Bimbo di 1000 e Blera sulla stessa linea. Corsa molto incerta. Autostart che prende velocità e va a lanciarli. Un molto veloce Resolematto che schizza il comando nei confronti di Turbine LP al largo, che si presenta e passa subito. Turbine che si installa il comando su Resolematto secondo in corda, in terza posizione Bimbo di 1000, mentre rimane di fuori Bliss del Circeo. Poi ancora allo steccato Boa San a precedere Zemambini. E intanto Turbine LP va a completare i primi 200 metri di corsa molto tranquilli in 15,4. Il leader prosegue indisturbato nei confronti di Resolematto, poi Bimbo di 1000, di fuori sempre Bliss del Circeo che avanza, allo steccato c'è Boa San a precedere Zemambini, prova ad andare a fare la seconda pariglia Adrenaline Go, per il momento ancora distante da Bliss del Circeo. 31,3 il primo quarto e Bliss del Circeo prova ad andare su Turbine LP. 47,5 per i primi 6. Turbine in vantaggio, Bliss che all'esterno prova a fare un po' di pressione. Poi Resolematto allo steccato avanti a Bimbo di 1000 che si muove dalla corda. Va in schiena a Bliss del Circeo. 1,2,5 per i primi 800 metri di corsa. Turbine LP e Bliss del Circeo alle prese, poi in attesa degli eventi Resolematto allo steccato, seconda pariglia al largo per Bimbo di 1000, terzo di dentro è Boa San, poi Blera in terza pariglia esterna al chilometro in 1,17,9. L'attacco da parte di Bliss del Circeo che tende a passare nei confronti di Turbine LP, si libera dallo steccato Resolematto, in mezzo alla pista c'è Blera, Bliss del Circeo che prova a fuggire da Bimbo di 1000 che l'attacca, sbaglia però Bimbo di 1000, allo steccato c'è sempre Bimbo di 1000, Turbine LP che con il cavallo avanti prova a riprendersi, al largo insiste Resolematto, poi Boa San, Blera che ha dovuto fare il giro del mondo per evitare lo scarrierante Bimbo di 1000, la piegata conclusiva con Bliss del Circeo che è ancora in vantaggio, al largo Resolematto, Turbine LP che dentro prova a riproporsi, Bliss che si difende dall'attacco esterno di Resolematto, Bliss del Circeo in vantaggio, si sottrae a tutti i tentativi di Resolematto e vince, mentre al terzo posto Blera arriva in linea con Adrenaline Go. 31,2 la chiusa, 1,17,3 il ragguaglio cronometrico per il successo di Bliss del Circeo. Davide Montanari, che è ovviamente anche proprietario della figlia di Mago d'Amore. Il successo in percorso arrembante all'esterno di Bliss del Circeo, che porta a casa la vittoria nei confronti di Resolematto. Andiamo a rivedere le immagini per il terzo posto con Blera che è arrivata in linea con Adrenaline Go e probabilmente è riuscita a batterlo nel finale. 2,59 l'ordine arrivo probabile della seconda.